Non ci è voluto molto per individuare i 4 responsabili dell'aggressione avvenuta domenica pomeriggio in via Circonvallazione a Mestre davanti alla piscina a danno di un 52enne del posto. Hanno collaborato all'identificazione i cittadini e soprattutto le telecamere della Smart Control Room che sono state messe a disposizione per l'indagine sono riusciti a identificare non solo gli aggressori ma anche il fatto come è avvenuto. La scena infatti è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del comune, permettendo agli uomini del commissariato di individuare il proprietario dell'auto, residente fuori Veneto, cui il 52enne avrebbe fatto cenno di rallentare perché è in prossimità delle strisce pedonali, scatenando la violenta reazione delle 4 persone all'interno, sembra tutte giovani, che una volta scese dal mezzo l'avrebbero colpito più volte. Fatti del genere non possono essere tollerati nel nostro comune e il messaggio che deve arrivare è proprio quello che chi delinque viene identificato. Non dovrebbe volerci molto ora per arrivare a nomi e cognomi di tutti e verificare i ruoli e responsabilità di ognuno. Secondo alcuni testimoni sembra che i coinvolti fossero 4, ma dalle immagini delle telecamere risulterebbero solo 2 i picchiatori. L'indagine è ancora coperta da segreto istruttorio e per rispetto delle forze dell'ordine e della questura non possiamo dare ulteriori dettagli. Le forze dell'ordine fanno un grande lavoro, forse un po' di lavoro andrebbe fatto anche sulle leggi attuali che ci sono. Il 52enne portato all'ospedale ha avuto una prognosi di 4 giorni, il che significa che non potranno partire le indagini d'ufficio, ma servirà una querela da parte sua. I responsabili rischiano una denuncia per lesioni personali e aggressione.